rotti strumenti, noi andiamo avanti con rotti strumenti. No, come sono fiero, non abbiamo bisogno di niente. Italiano. Sì, Michele, interrompi tu stamattina, il pomeriggio per pigliare. C'è una sacata, vai. Michele, però abbiamo molte risorse. È una buona giornata, è un buon lunedì 30. Oggi è 30 dicembre. E stasera gioca la grande Inter 38, con il grande Verona. C'è i fettetò me, Ah, c'è tutti i feghi, siamo italiani. Stamattina il Barlo Russo, caffè ramaro. Il Barletta ha pareggiato in casa con la Vetrana. Ci siamo in zona Champions. Mannaggia, non c'è soluzione. No, c'è la soluzione che non la devo che stiamo andando in campo, caro. La gente non va. Piano piano. Lasciatemi cantare. Umar, stai buono, stamattina. Tramonti di sera, in pratica ho letto. C'era un insieme di umidità, di vento, di nulla. Forza Milan! Ma no! C'è Milanista, non si preoccupa ragazzi, la squadra. Ah, da uno, la cantore da molto la Foresta Nera che lo sentivo. E da molto a te? Sì, perché da molto che non lo salutiamo. Saluta la Foresta Nera! A tutte le foreste nere! Tutte le foreste nere vanno salutate, chi di bianco, chi di verde. Mannaggia. Scusate ragazzi, avete visto la barba sexy che si è fatto nel rosso? È vero. Si sta facendo crescere una certa barbetta, sai di quelle barbette modello Mickey Rourke? Ah così pure, come Mickey Rourke. Mickey, che sto che buono Mickey. Non l'hai visto? Michele Di Pietro lo pega così mi sta a mettere in mezzo. C'è una barbetta per tutte le tue donne, oggi più tranquillo. Lega Navale Italiana Barletta. Un italiano. Giro la cara, no, già non si parla anche. No, perché io ne so. Anche oggi è uscito. Forse, ma sì, come la fa magia questo? Ma dopo il mare agitato devono uscire per forza. Diciamo che è più facile che i pesci vengono così a mezzanotte. Ti penserò ovunque tu sarai. Fatti vedere, lascia stare. E quando si fa vedere in prima fila un di mascella più da ma c'è un bel mare. Pensavo al mare, la Lega, Capuano Michele. Buongiorno. No, la transenna qua. Ma ma sta scherzando. Franco, sta Franco, che gliene voglio morire. Il fatto che andate a mare non mica no. Nende. Scefano stray. Ma che si la beige? Cosa ne sa beige? Non ci pensiamo nemmeno. Tu dici che me lo sì. Oh, buongiorno! Mi vuoi sapere Vicky? Per cosa sta Vicky? Il nome? Vicky, glielo dici tu per favore, come il povero nome, per favore. Non è Vincenza. Vittoria. Me lo disse, però io la chiamo Vicky e non mi interessa più. Ma uno deve sapere. Ma te lo dice la signora Vicky. Signora Vicky, gentilmente può dire come si chiama il vero nome suo, per favore? Che gli auguriamo un buonissimo, un grandissimo lunedì, una bellissima settimana, stupendissima, come lei. Come Donato Cordace, state squallidi stamattina e ci sta il lunedì e sempre. Ma chi l'ha detto che siamo squallidi? No, aspetta. No, ma tu mi dici, ma Donato! Dove sta? No, niente. Ah, è questo. Ecco, non per dar soddisfazione a questo Donato. Ecco qua, ci ti dà Donato, che cosa c'hai da dire? Hai visto Vittoria? Si chiama Vittoria, l'avevo detto, vedi? Che cosa vedi la barba di Lello, vedi da... ma sta da scherzare. Prima noi lunedì, lunedì avanti, non si maccinto. Ma 85 sei. E a vista.
e l'hai fatto agitare, hai visto? L'hai fatto agitare, quindi che ha agitato su quello, da no si va agitare. Quindi Vicky sta per Vittoria, l'avevo indovinato. Io lo sapevo, ti volevo fare interagire con la signora. Perché Vittoria quindi è interista, Vittoria è uno che vince sempre. Vittoria è la sorella del grande Casagrande che giocava a calcio nell'Ascoli. Veramente? Sì, veramente. Argentina. E la signora è l'ex moglie di un giocatore che è venuto a giocare nel Barletta, del signor Biasio, Gianni Biasio. Lo stop. Bravissimo. Ecco perché lei di Barletta non c'entra niente, però ama Barletta e ama Lello il Rosso come Barletta ha visto. Come Barletta ha visto. No, non mi conosce la signora. Io Casagrande, non ricordo quello della tutto un po' di noccolato. E abita anche nel paese del grande Alessandro Del Piero. C'è Del Piero, non c'è Sardina e Chiò, dice Franco che fa favore, come chi è Del Piero? Quello del basket? Sì, del basket. Giù il cappello a Alessandro Del Piero. Bravo. E mi hai spiegato tutto, quindi Vittoria... Scusami Vittoria se oggi la puntata è dedicata a te. Casagrande giocava. Casagrande era un grande... Ma stava alla Fiorentina, no? Sì, nella Fiorentina. Io tenevo i giocatori, tenevo l'album dei giocatori. Bravissimo. Scusami Vicky se tutta la tua storia l'abbiamo messa in piazza, scusaci, di vero come sta munnezza. Vedai? No, il Buti, brava persona, grande. C'ha le bottiglie, hai visto? Brava persona, una bravissima. Siete bella, te la salvata, No, non è che si va bene, non si va bella. Non mi ricordo. Quando Caravaggio, fatti vedere al ballo russo. che ci offriamo un caffè. Sono felice che parli di me, ok, Vicky, Vittoria Casagrande. Vittoria. Un grande centravanti. È vero, lo disse, io poi, siccome che la chiamo sempre Vicky, non mi ricordo, poi se uno vuole essere chiamato V e vuole essere chiamato Vicky. Possiamo fare indovinare, ad esempio, tu Raffaele, perché ti chiami Lello e non Lino, no. Lele? Io Lele ti vedo, Lele mi sembra un nome giusto per te. Lele. Suonato bello, quando vuoi. Caffè pagato e col cornetto. Perché la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Scusa, la pista pubblica la gente se voleva sapere. E ieri Antonio ha avuto un raffreddore improvviso. Violento. E allora non parlare. Stava veramente non si c'è uscito a fare che è freddo, ma con berbe. Ma potevi farlo. Ieri le fe. E ciao te fe, per un la scopa. Oh, quando sei rotto? No, mo prova sala. Vedi? No. Allora, buona giornata a tutti quanti voi, buona giornata, state preparando le feste per Halloween? Domani è Halloween, giusto? Stasera? No, domani. Vabbè, ma stanno chiedendo che si mettono in mescolo ogni day, e cominciano a aprire. La cosa bella è che noi, quando ci laviamo la faccia, ne laviamo solo una. Una apposta. E a veste. L'altra non so quando ne lavano di facce. Tranquillo, che sto sotto posto. Non ne parliamo. Anche perché dici che prima mattina si può, perché non c'è. Non è passato ancora quello. Va bene, dai. Poi vengono e dove stavi? Vabbè, la macchina, c'è il grattino, mettendo gli ayami, ecco. Quindi ponti a scuola oggi ragazzi. I ragazzi, ma noi dobbiamo andare a lavorare. Tu vai a lavorare oggi? 8 meno un quarto, 2 meno un quarto. Operativo. Ma finisce, ma fate che si va ma purtroppo la signora con il cavalluccio. Ma tu di non? No, è un parere. Sì, io la penso così, perché è sempre stato così, capito? Vedi, è un parere. E questa casa così? Quanti anni starà così? Che sa che abitava un mio amico. Allora questa casa non l'hanno voluta vendere, chi ha avuto... Ma detto che non ha voluta vendere? Ma veramente. E poi? Ma vedi quante immondizie, ma vi rendete conto? Passano e buttano. Sì, ormai si è capito che là... Stai dicendo quella casa? Quella casa praticamente è per una crepa, no? E lo devono sistemare. E devono tutto... Allora, quello qua, nel 2003-2002 mi pare, quello un commerciante che aveva
Arbues, ti dico pure c'è. comprare. Ciao la vacca a te, 275.000 euro, non c'è un litro di euro. Ma non so quando l'hanno venduto, di là cosa. L'hanno già venduta 30.000 euro. Aspetta, o 30 o 28.000 perché la devono sistemare. la devono... Però chi l'ha comprato ora la sistema. Ma devo le tutte le cose, perché stai proprio... Sì, la struttura. Stai tutto... Sembra ieri già. No. È un altro. È un altro. Niente musica oggi. Allora abbiamo il gate quasi pieno. Sì, no, siamo pieni, i ragazzi stanno venendo, immagino che abbiamo lezioni anche oggi, domani, soprattutto stiamo facendo i viaggi per l'Inghilterra. Cambridge, i ragazzi devono studiare, ragazzi, il passaporto è quello. Io mercoledì vado su, sono i ragazzi. Beh, meno male. Una cosa noi facciamo tutto. L'importante è che il pullman cammina. Sì, il pullman cammina, piano piano, ragazzi da zero, cioè un anno fa siamo partiti. Appunto. Sta la gente che aveva trentenne. Ma a parte tutto, ma no, perché c'è la presenza. Per le vostre cioè come fate lezioni, cioè che non date a quattavo che uno apprende di più, non è a 10 anni. A 10 a 20 anni. Questo perché poi uno non sfatta mai, sfatta a te non capisci niente, invece 4 persone, noi stiamo alla casa muta che ne pigliamo cosa. Cioè questa cosa è avanti da 100 anni, è una cosa come fuori la posta, è una cosa africana, scusate, fatemelo dire. Ma è un peccato. La gente è fuori ad aspettare il numero della cassa mutua, stava ancora... C'è il numero 20 della Champions League, chi stanno ancora così? Sì, ma ho fatto il vinto l'Inter la Champions League. E la Juventus quando la va a vincere? Muta pinch. Oh, Michele della Juve, grande, lo intervistiamo veloce. Michele, buongiorno! Sei in diretta su Barletta a Vesta. Cosa ne pensi della Juve? Sempre positivo, sempre positivo. Ehi, sta agendo retto, ciao, positivo. Dell'Inter. Dovunque tu sarai. Comunque, tu dici che sta al Pildion a 0. A posto stiamo. È lui che ti crede. No, non ho fatto niente. È lui che ti crede. Oggi perde 1-0 e perderai all'86esimo, che non c'è più speranza di... Perché ieri ha vinto il Crotone, ha vinto la SPAL. Oggi è l'ultima puntata. C'è tutte le squadrette. Se accade questo non mi vedete più a Barletta. No, allora no. Allora faccio io ti voglio. Io ti voglio e non un pareggio, dai. No, magari. Ci dobbiamo agitare. Ma tu, quale? A casa. Andiamo dove vuoi tu. Ehi, non so quando partite hai fatto pallone, due. Che non ci stava sto coso. Sì, pa piccolo. Quando partite. Io sempre che pa e due ci stava, aspetta. Stava tipo un magazzino. Bravo. Qui siamo su questo pa piccolo. Qui siamo alla piccola. Chi ha giocato? Chi è questo? Maria Teresa di Palma, buongiorno, dai alzate. Maria Teresa, come stai? Bene ragazzi, vi auguriamo il meglio del meglio, buona giornata a tutti quanti, Barletta e a Vesta. Ciao! Buon lunedì, facciamo vedere così. A posto, vabbè non ti preoccupare. Poi qui scambiamo. Alla fine si